Chi si ferma è molto interessato, vuole discutere e quindi emerge sicuramente una necessità e un desiderio da parte della gente di capire di più, di conoscere e di dire la propria opinione. Il Partito Democratico scende in piazza anche a Treviso, per amore dell'Italia, come recita lo slogan ufficiale lanciato direttamente dal segretario Zingaretti. Una campagna d'ascolto per rilanciare la presenza del partito in mezzo alle persone e mostrare coi fatti una realtà diversa dal ritornello salviniano sul PD, tutto manovre e poltrone. Al varco Manzoni, tra i banchi del mercato, il gazebo con opuscoli e programmi, cercando di intercettare i passanti, ma soprattutto si discute fra militanti. Quello che sento dai militanti è un desiderio di vederci, di incontrarsi, di operare. Abbiamo veramente incredibile, ci sono tante persone che si iscrivono ex novo. Del terremoto politico estivo, oltre che per il ritorno al governo, tiene banco il rivolgimento che ha scatenato nel partito, lo strappo di Renzi ed il giudizio sul suo operato. No, negativo in tutti i sensi. Ha visto che se si andava al voto lui veniva spiazzato via e quindi ha voluto fare un nuovo governo che però adesso condiziona. Anche il tema dell'autonomia può e deve essere visto da un'altra prospettiva, per non lasciarlo come cavallo di battaglia ad uso esclusivo della Lega. L'autonomia noi tendiamo ad averla, non certamente con quei mezzucci, costosi peraltro, come referendum, ma con il sistema democratico previsto dalla Costituzione. La Costituzione prevede l'autonomia delle regioni, bene, in quell'ambito lì noi operiamo.